Pozza sculà o schiatta morta. Tanti termini e modi di dire napoletane. Belli miei saluti a voi, un nuovo appuntamento, l'alfabeto napoletano. E voglio proprio andare a comprendere perché abbiamo questi termini. Non so quanti di voi già lo sanno, quanti di voi hanno avuto modo di vedere cos'era il pozza sculà, cos'erano gli scolatoi. E oggi mi trovo nelle catacombe di San Gaudioso proprio per mostrarvi cos'era a sculatura. In pratica, nella chiesa di Santa Maria alla Sanità, o meglio conosciuta a Chiesa San Vincenzo, questa chiesa i monaci venivano una volta morti calati dalle botole e messi qui a scolare. Quindi pozza sculà, che tu possa scolare, è proprio un augurio a morire fondamentalmente, cioè che tu possa proprio morire. E vediamo, diciamo, com'era diciamo, il metodo, anche un poco macabro se vogliamo. In pratica il scolare non era altro che venivano calati i monaci e gli si spezzavano gambe e braccia e messi in una posizione fetale con la testa in questi incavi che vediamo, in queste piccole nicchie, e poi lì la figura ruschiatta morta, che con un coltello, un'arma, un qualcosa di appuntito, affilato, non faceva altro che bucare proprio, schiattare quello che era il defunto e messo poi a colare tutti i liquidi. Fondamentalmente questo era un passaggio nel purificare quello che era l'anima e quindi si metteva a scolare tutto quello che è il materiale del corpo e prima di poi passare a quello che era proprio la sepoltura. Quindi pozza sculà o schiatta morta fa parte del nostro modo della lingua napoletana, dei modi di dire. Non lo so quanti di voi già lo sapevano, ma quanti non lo sanno, facetemelo sapere nei commenti, perché è sempre buono, chi più ne sa, più ne metta nei commenti, così si arricchisce la conoscenza, perché anche questa è buona storia. Un bacione.